Ale! Yobo! Ci siamo, buongiorno, buongiorno! Marmitte Trek. Oggi a Santa Sofia, esattamente in Val di Bagno Trek. Giornata con un gran sole. Oggi siamo in 5 bestiacce, un componente nuovo, si stanno sempre aggiungendo componenti nuovi. Abbiamo lasciato la macchina al parcheggio del ristorante Cadiveroli, dove si mangia veramente bene. Questo è dove abbiamo lasciato la macchina, vicino al fiume, dove c'è appunto il passo per venire su al ristorante Cadiveroli, che è questo qui. Visto che sei stato te a lanciare la giornata, ho fatto il tuo nome. Stiamo già dal di sopra con già una bella vista. Ci siamo alzati quei 30-40 metri e già cambia già un po' il panorama dall'alto. Bello bello bello. Oggi facciamo sempre un giro d'anello qui a Cadiveroli, un sabato mattina di relax con gli amici del gruppo Marmitte Trek. Già la giornata promette veramente bene. Siamo fermati al solito forno di Santa Sofia, dove abbiamo preso un po' di spianata, affettati, che le marmitte hanno fame. I believe I can fly. Questo è Clevis, un nuovo componente canterino. Ecco, direttamente da Sanremo, l'abbiamo preso in ostaggio. Eh sì, è il sentiero battuto che normalmente in notturna ovviamente è libero, spoglio, tranquillo, gli animali iniziano a muoversi e seguono anche i sentieri dell'uomo, chissà che non gli abbiano lasciato delle provviste. È veramente pieno di orme. Sempre ben segnalati i sentieri da parte del CAI. Oggi stiamo facendo una ripulizia del sentiero, cavando i rami in mezzo, fili. Oggi abbiamo il boscaiolo Clevis che aiuta nella pulizia del percorso, in modo da renderlo più vivibile per tutti. Pronte? Allora, Clevis è anche, oltre un tuttologo, sa anche Un animalogo. ecco, esatto, vai, di queste nozioni che stavi dicendo poc'anzi. Quando la punta del piede è tonda, vuol dire che è una capretta. Quindi l'impronta a terra, se è tonda, vuol dire che è una capretta. E quando la punta è a punta, Ma una capretta o una pecorina? lì bisogna andare un po' più in profondità. Ecco. Clevis ha fretta perché deve andare a vedere stasera il Milan, quindi sta... Non mi passa neanche per minimamente per il cervello. dice, però 203 sentiero lo seguiamo fino in cresta.
Come dice Yuri, il detto di Yuri, dai che spiana. In mezzo al bosco. Santa Sofia, qui si è sempre bassi di quota, una quota ragionevole e quindi la vegetazione c'è sempre anche in cresta. Questo determina soprattutto in autunno e primavera uno splendore, però anche in sti giorni di freschino tra virgolette è veramente bello. Poi quando si è insieme a fare delle passeggiate nella natura con il gruppo delle Marmitte Trek è ancora più emozionante. Questo è Yuri, Clevis, il mitico Andre che ha ancora l'acquolina in bocca per il castrato, ma neanche oggi niente. E poi c'è Luca, mannaggia il castrato. Ci saranno 14 gradi adesso, cioè caldissimo, un sole stupendo. Fortunatamente ci siamo vestiti a carciofo, molto sul leggero. Abbiamo già fatto un'orettina e mezza di camminata molto leggera in questo spettacolo scenario. Appoggio la lastra. Stiamo sprofondando su questa neve per arrivare al crinale. È un punto dove ci volevano quasi le ghette. Esatto, senza quasi. Abbiamo trovato un punto dove ce n'è di neve. C'è gente che perde anche le scarpe. Bellissimo. Questo punto qui ci voleva. Fortunatamente abbiamo mandato come esca, come sempre, Yuri là davanti, così come dicevamo abbiamo mandato Yuri davanti, così fa già il sentiero, lo calpesta e noi piano piano lo seguiamo. Sono 200 metri così. Un pezzo un pochino che rimane magari in ombra, rimane un pochino freddo anche perché ci siamo alzati leggermente di quota e quindi ci sta. La natura, ragazzi, è bellissima. Questi corsi d'acqua in mezzo alla neve si creano. Siamo sempre sul sentiero 203 e proseguiamo senza fare deviazioni. Seguiamo il buon Yuri che crea la pista battuta, così noi passiamo con più scioltezza. Oh. Wow! Anche con la neve segnalato benissimo in alto, in modo che si vede visibile a tutti. Come dice il buon K, neve inaspettata, è vero, non pensavamo ci fosse tutta questa neve, se no ci portavamo una protezione adeguata almeno per le scarpe che abbiamo comunque in dotazione molto valide, però un aiuto che facesse una copertura ulteriore non faceva male. Neve inaspettata come appunto stavamo dicendo, però è uno scenario stupendo,
fantastico, ci voleva. Quest'anno abbiamo fatto diversi invernali dove abbiamo avuto fortuna di avere la neve con un freddo molto molto tranquillo, perché anche adesso che siamo quasi mezz'ombra è veramente caldo. Ok che stiamo camminando, però la temperatura è molto gradevole, calcolando che il cap è mezze maniche, come si può vedere, dice tutto, assolutamente tutto. Anche Yuri mi dice il cap, perché sennò si sentiva da solo. Anche Yuri è mezze maniche. Dai che arriviamo al sole, baciati dal sole, siamo in vetta, ultimi sforzi. Un po' di motta e neve ancora. La motta che chiamiamo noi è fanghiglia, acqua e terra. Oggi da mangiare abbiamo preso immancabili della zona, tortello alla lastra, che è una sorta di crescioncino con o zucca patate o con le erbe. In Romagna si chiamano anche la versione più bassa, diciamo verso il mare, crescioni, o in romagnolo i gusun. Ma soprattutto Alex, dov'è il magazziniere number one? Marmitte 3. Passaggio stretto, occhio che ci scivola, ragazzuoli, un po' di motta e si va. Altro giro. Ma Ale, dov'è? Nelle sue terre, che le conosce a menadito. Siamo andati praticamente a casa sua pochi weekend fa a San Paolo, che non è San Paolo do Brasil, e non è venuto e non l'abbiamo trovato. Oggi niente. Questa ci vuole, peccato che stavo riprendendo io. Percorso alternativo che si sbriscia. Avere due sci qui. Eccolo che cade, guardiamolo, ripreso tutto. Wow, casolare vecchio, bella, bellissimo, mezzo queste rovine, ci fermiamo a mangiare. In casa mi sa che non ci sia nessuno, no.
È da un po' che non entra nessuno lì. È un pochettino che non entra nessuno, mi sa. C'è anche una parte di tetto buono lì. Adesso buono mi sembra. Tira fuori il turtello. Ancora neve, ancora molta neve da superare per chiudere l'anello. Eccoci qua, arrivati al mulino. Uno spettacolo, uno spettacolo. Percorso alternativo che ci ha buttato qua. Questo era il mulino, quello che ne rimane. Bello, 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 bello. Forza. Quasi vicino alla macchina. Questo era un paesino. Questa è ancora messa bene. Gli caviamo tutto il tetto. Guarda che posti, guarda che piazza. Qui in mezzo. È nuovo? Ah, qui c'è la tua, qui la mia. Cioè, guarda qui. Scende sotto. L'ultimo strappo per arrivare alla macchina. Ponte Morelli, nonché proprietario Luca. Speriamo che tenga. Mezz'oretta. Chiusura dell'anello. Diciamo che eravamo proprio preparati per la neve, quindi un po' tutti abbiamo i piedi bagnati, però diciamo che è stato un gran bel giro. Tempo caldissimo, c'è stato anche un fuori Programma. fuori programma, fuori percorso in cui si sono viste le nostre abilità scalatorie, più che altro chi non cadeva, e niente, è stato un'ottima giornata. E adesso la Kuga ci porta a casa. Marmitte Trek vi salutano. Aspetta, dove l'hai Vai. comprata la Kuga? La Kuga dove l'hai presa? Fort Ferry, Cesena, via Fort Ferry. 2040. Tanta roba. Ciao da Marmitte Trek. Al prossimo video.